Ciao imbruttiti, oggi siamo tornati al Caio Blanco Stomarina, all'aperitivo operativo, e oggi siamo venuti a chiedere ai veneti qualcosa in inglese. Quanto è importante al giorno d'oggi parlare inglese? Un cazzo, perché siamo in Italia. Beh, tantissimo. E chi come si è messo? Tanto mai. Quindi non hai colto l'importanza del... Però manco parlo meglio stodi, perché l'ultima volta ho domandato un amaro in Germania, ho domandato dell'asta amaro please. Dell'asta Amaro Please, cosa è successo? Perché mi ha detto che non capisco. Direi che sarebbe fondamentale, però noi siamo veneti, quindi comunque coi gesti ci arrangiamo. È importante, però alla fine vuol girare il mondo senza inglese. Parlo a gesting. Wow! Ah, quindi tu fai wow? Wow, muovo le mani e mi capisce. Fondamentale sia per il mondo lavorativo sia per cuccare gnocca. Con qualche spagnolo se capisce il veneto. Sì, che è l'inglese. L'inglese è un fia complicato. Esta noche me siento de fuegos. Ah, sai le parole chiave. In inglese invece come lo diresti? Night, mucho calor. Un po' inglese, un po' spagnolo. Sì. Wow! E one drink mi difendo. È il passepartout. Come girare il mondo. Parlare inglese oggi è come andare in mona. Se non ti parli inglese adesso non ti fai niente. Direi fondamentale. Queste situazioni qua le lingue le parlo tutte. Dico food porn, tu pensi? Qui mangia dei pia che altro, perché si eccita, non so cosa che incatta, però si eccita. Io appena finito di lavorare 8 ore, con scappa antifortunistico ho i piedi che sa da formaio. Food porn, dopo lavoro niente. Food porn è un cibo molto buono e food porn viene utilizzato normalmente in Instagram come un hashtag per indicare un cibo ottimo. Il cibo o antecedente al sesso o dopo, recupero dopo l'attività sessuale intensa. Mangiare porco. Mangiare porco. Una bella poenta col same. Bello porn. bello Te porn, fa voglia. sì. Fasò in doccio, copoenda brusca. Anche quello ti fa proprio anche col toccio. Fa proprio porn, Squash, squash, fa stesso rumore. Scrivete hashtag fasò in toccio, stesso rumore. Mangiare porno. Mi viene in mente un porno che ho visto. Fammi la domanda, quanti anni hai? What's your name? What's your name? Perfetto. Tu food porn è? Pan soppresso e asiago. Col pan biscotto? Le parole. Appena che ti vedi una bella costata. Quando prendi un bel panino, lo mangi, ti esce tutto il succo del panino, ti sporchi le mani e mangi tutto in 2-3 secondi e via con un bel... Quando esce. Esatto. Food porn è un piatto ginnico che non ti sazia. Fai hashtag food porn per far vedere che c'è un personaggio elegante. Tu le usi? No. Quelle che cui esci non le porti mai nei posti eleganti. Le parole. E soppressa come la tradurresti? Sopres. No, soppressa non si traduce. Old Big Sausage. Una salsiccia grande stagionata. Salad of pig. Salad of pig. Perché? Because the salad is a salam of must. Most beautiful part of pig. La più bella parte del maiale. Del Porseus. Salam. Hot peppers. Soppressa è un not peppers. Soppressa non è piccante, però non hai a nessuno. De soppress. Del soppresso. Con 3 S. Insect with a lot of filet. Dimmi la capitale del Regno Unito è? Helsinki mi pare. Ma esattamente dov'è Helsinki? Praticamente nella parte bassa tra Stretto di Gibilterra. Ma invece la capitale dell'Inghilterra è? Penso che sia Londra. Ah, quindi quella dell'Inghilterra è Londra. In inglese come si dice Londra? Londra. Lì, fammi lo spelling di Londra in inglese. L-O-N-D-R-O-S-A-S. Londra Sass. Dublino. In Inghilterra ti metti di fregarmi alla grande. Sì, no, è una bella Perché fregatura. ho letto prima le domande, però mi sto smettendo. Pensa a te. Cioè, in italiano si dice Londra. L-O-N-R-D-O-A. La capitale degli Stati Uniti? Ancora. New York. Dallas. Dallas. Sì. Dove che abita Trump? È sulla Casa Bianca. E che è in quale città? Casa Blanca? Casa Bianca. A Casablanca, giustamente. Però che sei anche a Washington. Che tu che sei il Pentagono. Washington. Non sei Washington sei la borsa. Washington è la borsa. Oh. Allora New York è la capitale. Quindi è a New York. New York. E la borsa? Washington. Fatto. Siamo abituati a investire schia in borsa noi altri, cioè. Ma se vede. Oh ragazzi, l'unica cosa che dovete sapere in giro per il mondo è solo una. Mica girare il mondo. Senza sapere l'inglese. Sì. Ti quer dire che in ogni posto dove è? Wow!